Dicevamo in passato che tutto sommato, se noi guardiamo all'export, anzi al saldo attivo della bilancia commerciale, differenza tra export e import, nelle regioni del nord-est, il dato è molto confortante, perché è vero che questo saldo attivo della bilancia commerciale è dovuto soprattutto al calo delle importazioni, ma c'è anche un aumento delle esportazioni. In pratica nel 2012 si parla di 40 miliardi di saldo attivo del nord-est statistico, compresa l'Emilia Romagna che fa parte del nord-est statistico, e anche nel 2013 sembra che le cose siano andate bene, forse anche meglio. In alcune di queste regioni si è superato il livello di pre-crisi. Naturalmente bisogna tener conto che il dato è positivo, ma non è così positivo perché si sono persi degli anni. In fondo stiamo parlando di qualcosa di più rispetto al 2008. Tra il 2008 e il 2013 adesso vediamo che già per esempio il Veneto può parlare tranquillamente di un più 2,1, non è una prestazione incredibile, però insomma è un qualcosa già di positivo. Bene va anche il Trentino Alto Adige, più 12,4 rispetto al 2008-2013 sul 2008. Se per esempio guardiamo Emilia Romagna, più 3,6. Se guardiamo il Friuli invece siamo a meno 13,1, ma qui incidono molti fattori come il discorso delle costruzioni navali, del legno, cioè cose un po' particolari. Fatto sta che anche il Friuli sta riprendendo. Per adesso il dato non è positivo, ma probabilmente lo sarà, da quello che capisco e che vedo, nei prossimi anni. Allora, una situazione positiva per il nord-est, che però per continuare su questa strada avrebbe bisogno di quei famosi discorsi di cui hanno bisogno tutti gli imprenditori: del credito, che lo Stato paghi i propri debiti, che la giustizia funzioni, che l'energia costi di meno, che vengano fatte le infrastrutture necessarie, ma soprattutto che non aumentino le tasse, anzi sarebbe importante che calassero, perché molti discutono, sono alte, non sono alte. In Italia sono più alte della stragrande maggioranza dei paesi europei, certamente della media dei paesi UE, certamente di paesi come Francia, Germania e Inghilterra, che sono i nostri diretti competitor. Quindi anche l'abbassamento delle tasse, ottenere le tasse contenute, è un discorso importante assieme a quello dell'energia, della burocrazia, dell'infrastruttura.